Ma la rivoluzione è possibile, il cloud computing ci consentirebbe di mettere in linea la conoscenza e quindi i servizi dei comuni, della sanità territoriale, ospedali, regione ed altre banche dati nazionali. Questo significherebbe burocrazia quasi zero, significherebbe condividere e controllare in maniera interattiva da parte dei cittadini quello che fa la pubblica amministrazione. La seconda domanda riguarda un necessario ragionamento. Non esiste una smart city senza una smart community. Dare possibilità alle collettività di esprimere se stesse e partecipare in prima persona con le pubbliche amministrazioni. I cittadini nell'ambiente culturale della Smart City possono controllare, possono condividere, però ci manca un approccio culturale su questo tema e quindi è importante che questi convegni spieghino le grandi potenzialità che la tecnologia già disponibile ci può dare. Il futuro nostro dipende molto da una visione smart della nostra regione. Grazie, a posto. Convegno Udine Smart, qui a Udine, per ragionare di Smart City, territori connessi e cittadinanza digitale. C'è una tematica importante affrontata nel corso del convegno, che è quella della nuova possibilità tecnologica della pubblica amministrazione. Qui con noi Mario Pezzetta, Presidente del Distretto di Tecnologie Digitali di Tavagnacco. Ma noi siamo già in grado di fare una rivoluzione, anzi alcuni comuni come il mio, quello di Udine ed altri della regione, la stanno già facendo questa rivoluzione digitale e quindi mettendo in linea informazioni e conoscenza nei rispettivi sistemi informativi. Il problema è che questi sistemi informativi non si parlano fra loro, non parlano con quello regionale, non dialogano con la sanità territoriale. Il cloud computing può darci la soluzione, la svolta. La sostenibilità del nostro sviluppo, dei nostri servizi dipende in larga parte da questa soluzione che è già disponibile da alcuni anni e noi ci stiamo provando. Non si può ragionare in maniera coerente, approfondita di smart city senza affrontare la smart community. La popolazione, le cittadini che vivono sul territorio oggi possono liberamente partecipare alla pubblica amministrazione attraverso i sistemi del web sociale. Ma guardi, dall'esperienza che ho io questa è una grande possibilità, non solo per controllare quello che fa la pubblica amministrazione, ma anche per innovarla. Noi sappiamo che i suggerimenti dei cittadini, la loro partecipazione attiva ai nostri procedimenti, alle nostre soluzioni per il territorio può essere fondamentale per la sostenibilità del territorio stesso, per tutti i controlli che continuiamo a subirli in modo tradizionale non servono a niente, anzi rallentano con inghippi burocratici quello che stiamo facendo. Udine Smart, convegno qui a Udine, dicembre 2012, una presentazione, una prima nazionale, un Open Udine, ovvero un servizio offerto alla cittadinanza per tenere monitorate e controllare le attività degli amministratori pubblici rispetto al loro fare in giunta e in consiglio comunale in particolare. Qui con noi Vittorio Alvino, Presidente di Open Polis, ci racconterà qualcosa riguardo a questa importante iniziativa. Sì, Open Udine, che sarebbe il sito dedicato alla trasparenza di informazioni di tutta l'attività di giunta e di consiglio, è una prima nazionale. È la prima volta che in Italia un comune, un'amministrazione comunale apre i propri dati e rende accessibili tutti gli atti, tutti i procedimenti di giunta e di consiglio, perché i cittadini possano essere informati tempestivamente e, cosa assolutamente rivoluzionaria, essere informati prima che gli atti sono stati approvati e decisi. Oggi c'è un tipo di pubblicità che è molto limitata di questi atti, di queste attività, che è quella dell'albo pretorio online. Da oggi, per la prima volta in Italia e per la prima volta un comune italiano rende invece accessibili tutte queste informazioni per tutti gli atti quando sono presentati, e quindi dal momento di presentazione in poi ogni cittadino di Udine, ma anche di altre città, può seguire e venire informati direttamente in casella di posta elettronica su tutte quelle che sono le evoluzioni di un atto, dal momento in cui è presentato,
discusso fino alla sua votazione e approvazione finale. Tutti i cittadini possono dire se sono favorevoli o contrari, se hanno dei commenti da fare, delle altre soluzioni alternative da proporre. Ogni cittadino può anche monitorare e essere informato sull'attività del singolo politico, del singolo consigliere o assessore, ricevere informazioni sugli argomenti dell'attività di giunta e di consiglio, e quindi se si è interessati a fatti ambientali si possono ricevere informazioni su tutti gli atti che vengono presentati, discussi, approvati su quell'argomento. Diciamo che da oggi in poi l'informazione sull'attività di giunta e di consiglio di un comune sono fatti all'ordine del giorno, molto più semplificati, e da questo momento in poi la partecipazione all'attività di giunta e di consiglio diventa possibile. Dipende da quanta comunicazione gli organi locali riescono a fare su questo, dipenderà da quanta partecipazione c'è, ma oggi tutto questo sarà, come dire, possibile e può cominciare una relazione differente tra amministratori, tra cittadini ed eletti. Udine Smart, convegno qui a Udine, dicembre 2012. La tematica più dibattuta forse in questi giorni è stata la relazione tra le nuove tecnologie e la pubblica amministrazione. Qui in particolare oggi con Riccardo Luna, già direttore di Wired, importante l'attività con Wikitalia, a cui chiediamo una definizione di una frase molto simpatica, molto pertinente, che è democrazia aumentata. Cosa può significare oggi concretamente per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni? Guarda, qui oggi a Udine abbiamo probabilmente fatto un piccolo passo per la storia del web, ma un grande passo sulla storia della democrazia in questo paese, secondo me, perché per la prima volta un comune decide di aprirsi davvero al dialogo con i cittadini, con strumenti di controllo, di partecipazione, di collaborazione, ed è quello di cui ha bisogno la politica. Oggi la politica ha bisogno di quella che noi chiamiamo l'open government, cioè un governo aperto e rafforzato dalla collaborazione con i cittadini. Ovviamente il presupposto per chiedere ai cittadini di partecipare è che ci sia trasparenza assoluta su quello che accade. Oggi abbiamo costruito in questi anni un fossato fra la politica e gli elettori, e questo fossato è evidente in tutta l'antipolitica che si respira nel Paese. Strumenti come quello che è stato presentato oggi a Udine vanno nella direzione contraria, cioè è la politica che dice ai cittadini non abbiamo nulla da nascondere, anzi veniteci a dare una mano per prendere delle decisioni migliori, e in questo senso è una democrazia aumentata, un augmented democracy, invece che farlo sugli effetti speciali si fa sulla democrazia, che è la cosa più importante. Sicuramente una democrazia che ascolta in tempo reale i propri cittadini e che prende le decisioni più informate, come dire, è una democrazia più forte, più solida, ed è il più grande antidoto contro l'antipolitica. Noi siamo stati abituati a pensare che la democrazia fosse votare una volta ogni 5 anni e poi disinteressarsi di quello che capita. Ecco, per fortuna con la rete non è così. La rete offre strumenti sia ai politici che ai cittadini che non sono in contrapposizione ma hanno gli stessi obiettivi, offre strumenti di dialogo continuo, e questo Open Municipio è uno degli esempi migliori. Solo una domanda rapidissima per una battuta di risposta. In che modo motivare la partecipazione dei cittadini? In che modo sollecitare la loro partecipazione? Guarda, in questo momento oggi Open Municipio arriva di fatto alla fine di una legislatura, quindi di fatto siamo agli ultimi mesi. Di fatto oggi è più uno strumento per andare a vedere come sono andate le cose finora che per guardare al futuro. Io immagino che con la prossima legislatura, dove si partirà tutti da zero, presenze, assenze, atti da presentare eccetera, sarà possibile davvero farlo diventare uno strumento di collaborazione. Quindi come dire, lo strumento di oggi non è definitivo e non è perfetto, ma come tutte le cose del web andrà modificato, andrà implementato, andrà migliorato anche con le risposte che ci saranno. Oggi è interessante per andare a capire quello che è successo negli anni passati, soprattutto perché di fatto è uno strumento che fa un bilancio ex post di quello che è accaduto. Con la nuova legislatura secondo me sarà molto interessante vedere se i nuovi consiglieri lo useranno davvero per dialogare con i cittadini, per farli partecipare, per farli... E tra l'altro una delle cose previste che la trovo più interessante è la possibilità di essere avvisati quando vengono discussi degli atti che ci riguardano. Per esempio, se mi interessa sapere delle scuole della mia città o della viabilità o delle strade o di quello che sia, io ricevo una mail che mi dice guarda che finalmente è stato presentato un atto che ti riguarda, vuoi partecipare, lo vuoi commentare, lo vuoi condividere con i tuoi amici? Ecco, è una democrazia molto aperta. Grazie.